Fa parte della nostra storia e della nostra identità l'emigrazione. Credo che non ci sia famiglia veneta che non abbia al suo interno almeno una persona, un parente che è emigrato nel corso degli anni e che ha cercato fortuna all'estero e che poi con grande sacrificio, grande impegno, grande lavoro ha costruito e si è fatto una famiglia e ha creato ricchezza dove è andato a vivere e a lavorare. Oggi con la Trevisani nel mondo diamo la possibilità di raccontare queste storie, un'associazione che ormai ha oltre 50 anni, fondata da Don Canuto Toso, un impegno sociale incredibile in questi anni, poi con la grande festa che fanno in Cansiglio a fine luglio è il momento veramente di orgoglio veneto nel mondo. E questo impegno oggi si attualizza e grazie al racconto del presidente dell'associazione Franco Conte e di Marco Chiarelli, il coordinatore, abbiamo capito che c'è un impegno anche di tipo culturale, quindi di recuperare le storie, di raccontare la cultura, ma anche di ricreare i legami con questi emigrati, con questi nipoti, figli che sono all'estero e che magari oggi vorrebbero ritornare in Italia, ritornare in Veneto, ritornare a lavorare magari qui da noi, visto che opportunità oggi ce ne sono qui in Veneto. E quindi questa è la sfida, insomma, da qui ai prossimi anni e credo che la televisione nel mondo possa essere veramente un veicolo e un attore importante di questa nuova storia di emigrazione. Prima di tutto ci siamo impegnati per attualizzare il ruolo della Trevisani. Quando è nata, sia gli emigranti che rientravano che gli emigranti che hanno deciso di rimanere all'estero incontravano determinate difficoltà. Attualmente quelle difficoltà non ci sono più, quindi noi abbiamo voluto attualizzare il ruolo della Trevisani pensando a quella che è la società e quindi che è il mondo dell'emigrazione al giorno d'oggi. Quindi parlare dei giovani che escono dall'Italia, ma parlare anche di giovani che vogliono venire in Italia per lavorare, giovani discendenti di emigranti italiani e emigranti veneti. Dopo vogliamo portare avanti le iniziative nelle scuole perché venga consegnata alla memoria futura quello che è stato il nostro passato, quello di essere un popolo, l'Italia, il Veneto, in modo particolare un popolo di emigranti. Riteniamo che sarebbe ingiusto nei confronti di chi si è dimenticato, di chi ha lasciato l'Italia, dimenticare queste nostre origini. L'associazione è molto attiva nelle scuole, sta facendo tanti laboratori che servono per raccontare quella che è la nostra storia dell'emigrazione trevisana e veneta e lo fa attraverso dei laboratori di fumetto, quindi arrivando con l'arte del fumetto per i più giovani e facendoli disegnare o anche creando delle storie quindi all'interno praticamente di quello che poi è l'omaggio finale che è il fumetto con la nostra storia dell'associazione di oltre 50 anni di vita, ma lo fa anche partendo con materiali quali le fotografie del nostro archivio fotografico che è molto ricco perché sono quasi 25.000 gli scatti che ci sono stati lasciati dai nostri soci che li hanno inviati dal gennaio del 74 alla sede e tra queste facciamo cercare di raccontare alcune tra le più importanti storie di immigrazione, quindi far vedere come non è tutto rosa quel che luccica, però è importante dare questi esempi per permettere ai giovani d'oggi di capire che è bello fare delle esperienze all'estero, ma è sempre importante mantenere quelle sono la cultura e le radici della terra da cui vengono. Un ultimo progetto che adesso stiamo portando avanti è quello appunto dello Schieson Trevisan, quindi del calendario, perché è stato nelle case di tutte quante le nostre famiglie e speriamo che questa storia di più di 300 anni possa continuare, soprattutto reinterpretata anche dai giovani. E anche per raccontare le grandi bonifiche fatte dai veneti. Corretto, recentemente abbiamo proprio creato partendo da un materiale d'archivio, abbiamo realizzato un progetto che poi è confluito su una mostra che è itinerante nelle scuole ormai da 1 anno e mezzo e serve per raccontare come le fatiche di veneti in giro per l'Italia ha permesso di recuperare delle terre che erano malsane e renderle disponibili per l'agricoltura, soprattutto nelle zone della Sardegna Latina e Latina in Lazio, e anche praticamente incontrare quelli che possono essere nuovi spunti di ricerca appunto tramite le storie delle famiglie.